parleremo appunto delle azioni che Federconsumatori intende avviare. Quindi già da aprile noi stiamo assistendo i cittadini, inizialmente fornendo informazioni, poi inviando le lettere di diffida alla banca, dove segnalavamo alla banca quali erano gli inadempimenti della banca e quali sono stati gli inadempimenti della banca in fase di collocamento. Questo ci permetterà appunto di poter seguire in prima linea il procedimento penale e poi di costituirci parte civile per tutti i nostri associati. Il tema è nuovo anche per la giurisprudenza e quindi appunto vogliamo portare dei primi casi molto emblematici, palesi e quindi che richiedono una tutela immediata e diretta al fine di poter ottenere le prime sentenze a favore dei consumatori, e queste sentenze chiaramente poi andranno a beneficio di tutti. Se parliamo del Friuli Venezia Giulia parliamo di 12.000 azionisti, mentre se parliamo di tutta Italia parliamo di 117.000 azionisti che si trovano coinvolti in questa problematica. Alla Federconsumatori per ora se ne sono rivolti oltre 600, ma continuano ad arrivarci chiaramente richieste di aiuto, ecco, principalmente perché tante famiglie si trovano adesso anche magari esposte perché è stato loro consigliato di acquistare le azioni a fronte della concessione di credito, quindi di finanziamenti, di mutui, di fidi. Questa è un'assemblea regionale per i problemi legati alla svalutazione delle azioni delle banche popolari. Non si tratta solo della Banca Popolare di Vicenza, ma anche di coloro che hanno visto decurtato il valore delle loro azioni per la Banca di Cividale e per Veneto Banca. La plomb di tutte le lettere che arrivano da parte del presidente Zonin, così ottimistiche, così belle, così ben infiorate, diventa una cosa sporca, insomma, che va a colpire soprattutto e ancora una volta tutte le persone, diciamo così, che hanno fatto del risparmio con evidentemente soldi duramente guadagnati e che sono stati messi là. Sono andato in pensione, avevo bisogno di, come dire, di rendere liquido questo capitale e investirlo in cose, insomma, di famiglia.